Buongiorno, benvenuti al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi, in onda, per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. È un Veneto che si prepara alla fine settimana di Ferragosto, tantissime le persone già per strada per raggiungere i luoghi di villeggiatura, molti altri partiranno domani per un turismo mordi e fuggi che ormai sembra aver preso piede nella nostra regione in questa estate di passaggio, di transito molto strana rispetto a quello che abbiamo visto finora. Il coronavirus non si ferma, si muove, emerge ancora con dati nuovi, ma nel frattempo la Regione porta avanti un piano vaccini e un piano tamponi molto importante. Tutto questo lo vediamo nel nostro Focus TG, saremo con voi fino alle 13, parleremo con le nostre redazioni di Padova, di Vicenza, avremo anche la possibilità di sentire i nostri colleghi di Venezia per capire anche come si sta muovendo questo giorno, questo periodo molto particolare da quelle parti. Quindi insomma state con noi, fra un po' vediamo i dati dell'emergenza coronavirus che ci sono già arrivati dalla Regione, dalla sanità regionale e prima di tutto però, visto che è un po' il tema del momento e fra poco sentiremo anche Nicolas Faronato, il nostro amico appassionato di meteo che tutti i sabati ci dà un po' di informazioni su quello che sta capitando insomma in Veneto con la colonnina di mercurio potremo capire da che parte va anche il meteo. Possiamo già dire che oggi sarà molto caldo, ieri è stato caldissimo con un picco regionale di 38 gradi in provincia di Padova, poi vediamo i dati dell'ARPAV e domani dovrebbe essere l'ultimo giorno perché pare, si dice, che già da lunedì cambi qualcosa, possa arrivare una perturbazione. Il proverbio dice la pioggia d'agosto rinfresca il bosco ed è probabile quindi che in almeno gran parte del Veneto le temperature possano tornare a livelli più accettabili, diciamo così. Cominciamo il nostro telegiornale con l'allerta caldo, appunto, attenzione per gli anziani e soprattutto per i guariti dal Covid, ne abbiamo parlato con l'ospedale di Padova. Scatta l'allerta arancione per l'ondata di caldo che raggiungerà il picco massimo sabato 14 agosto. Le temperature percepite a Padova saranno intorno ai 36 gradi. Caldo che mette a dura prova non solo i soggetti più fragili, ma anche se sottovalutato può creare problemi nei giovani e nei bambini. Il crampo muscolare, la nausea, le vertigini, la sensazione di ipotimia e così via sono dei campanelli d'allarme per uno stato di disidratazione. Questi i principali campanelli d'allarme, i consigli sono i classici: bere molta acqua e non bevande troppo zuccherate o alcolici, mangiare leggero, frutta e verdura, per i più giovani evitare lo sport e le corse nelle ore più calde, vestire con capi leggeri, soprattutto i bambini. Con gli anziani e i soggetti fragili evitare il fai da te e ricorrere alle cure mediche non appena si manifestino i sintomi della disidratazione. Aumentare l'introito di liquidi, il fatto di aumentare insieme all'introito di liquidi anche magari l'introito dei sali, il fatto per i pazienti cardiopatici di misurarsi un po' più spesso la pressione arteriosa, il fatto di consultare il proprio medico naturalmente se si presentano sintomi che mimano uno svenimento o cose di questo genere, perché vuol dire che in qualche maniera ci dovrebbero essere degli aggiustamenti dal punto di vista terapeutico. In queste settimane in media nel pronto soccorso dell'azienda ospedaliera e di quello del Sant'Antonio ci sono stati una trentina di accessi dovuti al caldo. Attenzione anche per i soggetti che hanno avuto il Covid con sintomi importanti. Chi ha avuto manifestazioni polmonari da Covid e ha ancora qualche ritardo di queste manifestazioni è ancora maggiormente esposto a rischio, perché naturalmente gli aggiustamenti respiratori e cardiovascolari saranno ancora non ottimali. Naturalmente ci sono alcune aree del pronto soccorso degli ospedali del Veneto che sono in questi giorni effettivamente sotto pressione per i risultati del caldo, soprattutto persone anziane, persone magari fragili che con l'ondata di calore, il caldo africano cosiddetto lucifero, chiamato così da alcuni siti meteo che si è abbattuto anche sul Veneto negli ultimi giorni, hanno fatto riferimento alla sanità per avere un aiuto. Noi siamo andati a vedere come è andata in questi giorni al pronto soccorso di Bassano del Grappa e abbiamo avuto una sorpresa, sentite.
Nell'estate della ripartenza, al momento a Bassano sembra che riparta solo la curva delle temperature. Il turismo cala e lo si evince anche dal numero ridotto di accessi al pronto soccorso, dove negli anni scorsi stranieri e sportivi di tutta Italia spesso riempivano gli ambulatori. La nostra è una zona molto turistica e di turismo sportivo, bicicletta, rafting, quelli che si lanciano, come si dice, dal grappa, qualche volta si lanciano male e piombano a terra. Quindi abbiamo cittadini di varie nazioni che ci capitano in pronto soccorso. Stiamo notando un calo, come già l'anno scorso, ma speriamo che poi nei prossimi anni ci sia una ripresa non tanto della patologia ma del turismo. Fortunatamente c'è un altro dato in calo che riguarda i casi di problemi legati al caldo, soprattutto per la fascia più anziana della popolazione. Nonostante l'allarme disagio, chiaramente dovuto soprattutto in questi giorni, non abbiamo avuto però grosse patologie da calore, grossi problemi al pronto soccorso finora. Situazione diametralmente opposta se si analizzano gli accessi complessivi al pronto soccorso. I numeri sono in crescita con una media giornaliera di 15 accessi in più rispetto al periodo pre-Covid. Bisogna ricordare che il pronto soccorso è un servizio essenziale, fondamentale, dobbiamo usarlo bene. Perché sia un servizio, quello che noi consigliamo è di accedere al pronto soccorso se non si ha un problema emergente acuto, possibilmente nei giorni feriali durante il mattino e il primo pomeriggio, quando abbiamo tutti i servizi attivi. E sul tema Covid la situazione è sotto controllo. I numeri di questo periodo non sono però veramente eclatanti, sono prevalentemente persone non vaccinate, quindi veramente l'appello alla vaccinazione è fondamentale, dovremmo vaccinare tutto il mondo. Naturalmente questo tema dei vaccini lo vediamo fra poco, anche perché ieri in quasi tutto il Veneto si è notato un brusco abbassamento delle medie nel numero delle vaccinazioni. Poi vediamo anche i dati che ci arrivano dalla regione. Fatto sta che improvvisamente la gente, le persone sono andate in vacanza, hanno deciso di vaccinarsi, dopo se ne parlerà più avanti, e i numeri che arrivano dai centri vaccinali del Veneto sono davvero bassi. Ieri un esempio su tutti, ieri mattina nel punto vaccini di Bassano del Grappa si erano presentati davvero solo 20-30 ragazzi, la possibilità della vaccinazione diretta senza prenotazione fra i 12 e i 25 anni, e poche decine in più di vaccinazioni chiamiamole generiche, quindi anche questo è un tema da vedere. Ma torniamo a parlare di caldo, perché abbiamo visto c'è chi va in pronto soccorso, c'è chi non va in pronto soccorso e c'è chi per cercare un po' di sollievo va in centro commerciale. Dentro sì, fuori no, sto sicuro. Caldo, noi veniamo dalla montagna, siamo dalla Carnia, siamo tornati ieri e indubbiamente molto più caldo qui. Si sente la differenza? Si sente molto la differenza, sì. Sì, è caldo, sì, anche troppo. Anche troppo. It's very hot. Yes. Yes. Too hot? No, not too hot. Il giorno più caldo dell'anno, almeno stando alle statistiche, ai vari bollettini, lucifero che colpisce duro anche in Veneto. Chi può va al mare o in montagna meglio ancora, chi non può cerca refrigerio al centro commerciale. Provate un po' di refrigerio? Sì, sta bene dentro. Sarebbe da rimanere là un po' di più. Sì, però si fa anche altre cose. Com'è lavorare con questo caldo? È abbastanza fastidioso, grazie. Arrivano le ferie e non arrivano? Arrivano, prima o poi arrivano per tutti. Com'è lavorare in cravatta nel giorno più caldo dell'anno? Normale, cioè come tutti gli altri giorni, semplicemente è più faticoso, però comunque all'interno c'è aria condizionata, quindi si sta abbastanza bene. È sempre stato caldo, passa. Lei sta bene? Sì, basta sudare, se sudi secondo me è una pentola a pressione. Quando fa butti fuori, diciamo, la pressione, una pentola quando si apre la valvolina e butta fuori, non aumenta mai la temperatura interna. Questo è il suo segreto? No, è il segreto, è così per tutti. Chi suda sta sempre bene, è un po' appiccicoso, ma si sta bene. Vorrei vivere in Alto Adige. Ci ricorderemo la metafora della pentola a pressione, l'esempio della pentola a pressione che immaginiamo debba aver ricordato qualcosa anche a Nicolas Faronato, che è collegato
con noi, ricordiamo, pagina Meteo Bassano Pedemontana del Grappa, ci ha confessato che arriva da una mattinata di lavori in giardino, quindi con una giornata così sicuramente una sudata lui se l'è già fatta, ma Nicolas, non parliamo delle tue faccende personali, parliamo di quello che accade con il meteo in questi giorni davvero torridi. Grazie per essere qui con noi. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti quanti gli amici che ci stanno guardando e ascoltando. Sì, dici bene, comunque sembra che queste giornate siano effettivamente le più calde dell'anno, almeno per questa estate 2021, e comunque i dati alla mano lo confermano, insomma, ecco, con temperature bene al di sopra delle medie. Già alle 9:30, 10 del mattino siamo già over 30 gradi, quindi giornate veramente bollenti. E da dire che purtroppo anche le minime notturne fanno appunto fatica a scendere per la tanta umidità. Quindi purtroppo anche nelle ore notturne, quando effettivamente si dovrebbe respirare un po' di più, si boccheggia. Ecco, questo è il problema principale. Nicolas, noi abbiamo sotto gli occhi una mappa del Veneto, vediamo se con la regia di Fabio Verin si riusciamo a farla vedere ai nostri telespettatori, ci sembra abbastanza chiara. Alle 10 di questa mattina già 31 gradi, esempio a Malo, 32 gradi e mezzo a Vicenza, vediamo che per esempio 32 gradi e mezzo anche in provincia di Rovigo, 32 gradi e 3, 32 gradi e 9 a Treviso città. Quindi poi si sta un po' meglio naturalmente in montagna, però vediamo che Velodastico fa 30 gradi, che Lusiana comunque ne fa 27,1, Bassano ne fa 29. Quindi effettivamente stiamo andando verso una giornata molto calda. Notizia, penso che l'abbia già ricevuta anche tu, il record ufficiale dell'ARPAV segnato di ieri risulta essere a Galzignano sui Colli Ugani con 38 gradi. Secondo te oggi andremo sopra i 38 gradi? Ma guarda, diciamo che l'apice del caldo appunto dovrebbe essere tra oggi e domani, quindi locali picchi di 37-38 gradi potremmo averli e anche in qualche caso superarli appunto. Ovviamente poi ogni stazione meteo è un po' a sé, perché l'umidità da ieri è aumentata, quindi con l'umidità molto alta anche di giorno la temperatura fatica leggermente ad alzarsi, mentre in zone un po' più arieggiate, quindi con umidità relativa un po' più bassa, tende appunto la temperatura a schizzare verso l'alto, ecco, che è quello che è successo un po' al sud Italia all'inizio di questa settimana, insomma, ecco. Lì l'umidità era anche inferiore al 10-15% e infatti il termometro è schizzato anche ben oltre i 45 gradi. 48,8 lo ricordiamo a Siracusa, che è stato anche tra l'altro il record europeo per quanto riguarda il caldo. Quindi appunto è proprio un gioco è proprio un rapporto tra umidità e temperatura che fa sì che la temperatura schizzi più verso l'alto, mentre invece freni un po' più verso il basso, comunque si contenga a temperature comunque elevate, comunque sopra la media, in caso di umidità più elevata. Stiamo guardando anche i meteo, appunto, valori estremi di ieri, dicevamo 38 gradi a Galzignano, quelli ufficiali dell'ARPAV, temperatura minima record a 19 gradi a Villadose in provincia di Rovigo, e quindi questo vuol dire che effettivamente di notte non si respira più, perché parlare di fresco a 18 gradi e 7 durante le ore notturne vuol dire che città, case, palazzi e soprattutto i centri abitati non hanno modo di rilasciare il calore accumulato durante il giorno, e le notti diventano abbastanza complicate. Questo non vale del tutto per le zone d'altura, sappiamo che in altopiano ieri sera c'erano anche 13-14 gradi, che insomma non sono malaccio, poi dipende dal metro di misura di ognuno di noi. Nicolas, che cosa vedremo nei prossimi giorni a questo punto? Ma guarda, come accennavo, oggi e domani via libera per qualsiasi tipo di attività all'aperto, quindi sia al mare che in montagna, insomma non ci saranno grossi problemi. Da segnalare ovviamente, come sempre, la consueta variabilità pomeridiana sui monti, specie sulle prealpi settentrionali e poi tutto quanto il comparto dolomitico. Comunque si tratterà di veloci piovaschi o comunque veloci temporali, insomma, che bagneranno qua e là, ma che dureranno appunto, saranno molto, molto brevi e localizzati. Mentre dall'inizio della prossima settimana, probabilmente lunedì, sarà la giornata dove a livello fisico sentiremo più disagio, perché appunto si avvicina una saccatura più fresca dal nord Atlantico verso appunto il settentrione italiano,
Di conseguenza cosa succede? Che lunedì la temperatura sicuramente sarà leggermente più bassa rispetto ad oggi e a domani, però purtroppo, come spesso accade in concomitanza del cambio di circolazione, ci sarà molta più umidità. Quindi il disagio fisico si farà sentire ancora più rispetto a questi giorni, con umidità relativa che anche durante il giorno probabilmente faticherà a scendere sotto il 60-55%, quindi veramente una notevole quantità di umidità. Poi lunedì in serata, nottata, dovremo appunto avere un primo segno di cambiamento con dei temporali che saranno colpiranno maggiormente i reparti prealpini e alpini, ma che potrebbero anche sconfinare nelle vicine aree pianeggianti. Quindi insomma lunedì sera, ma meglio forse nottata, potremo avere qualche temporale che nel caso fossero organizzati, ovviamente, dato la calura attuale, potrebbero appunto essere anche forti o violenti. Poi martedì invece sembrerebbe che questa saccatura si spingesse ancora più a sud e di conseguenza appunto inizierebbe ad infiltrarsi aria ancora più fresca dalle vallate alpine e prealpine verso la pianura. Quindi anche martedì sembrerebbe che al momento la giornata fosse molto variabile o forse addirittura instabile, comunque avremo modo di riparlarne, ma la cosa più che ci dà sollievo è il fatto che le temperature tenderanno poi a calare appunto da martedì, prima in montagna e poi tra martedì e mercoledì il calo si sentirà netto anche nelle pianure, quindi insomma attendiamo con ansia martedì e mercoledì. Ecco. Nicolas, allora siamo in chiusura di questo collegamento perché abbiamo la pubblicità che incombe, però ti chiedo, prima citavamo qui in diretta un vecchio detto veneto che dice la pioggia d'agosto rifresca il bosco, possiamo dire che si sta andando verso una fine dell'estate o sarà solo una parentesi temporanea? Sappiamo che è difficile da dire perché naturalmente il meteo si spinge sempre sull'immediato, è difficile parlare del lungo termine. Ma guarda, al momento direi di tenere ancora il detto un attimo dentro al cassetto perché appunto già parliamo ovviamente di lungo termine, quindi l'attendibilità è bassa, però già appunto per la metà della prossima settimana, weekend prossimo, sembrerebbe che già una nuova rimonta dell'anticiclone africano incomba sull'Italia, quindi direi che al momento non è ancora arrivata l'ora di pulire i climatizzatori e comunque di tirare fuori la felpetta per la serata. Ecco. Quindi manteniamo ancora questa linea, ci sarà ancora da soffrire, almeno per le persone come me che soffrono il caldo e quindi purtroppo il detto è rinviato a data da destinarsi. Ecco. Avevamo capito da che parte stai, ma l'avevamo capito da un bel po' per quanto riguarda caldo e freddo. Nicolas, noi ti ringraziamo per questo collegamento. Auguriamo a te e a tutti gli amici di Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa un buon Ferragosto. Ci risentiamo la settimana prossima per vedere che tempo fa. Grazie, buona giornata. Grazie Ferdinando, buon Ferragosto a tutti, ciao. Torniamo in studio, ringraziamo Nicolas Faronato, adesso con la regia di Fabio Verimo noi facciamo un brevissimo stacco pubblicitario, state con noi perché torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta che oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che c'è un'ondata di caldo davvero impressionante, abbiamo appena parlato con Nicolas Faronato, nostro amico appassionato di meteo, della pagina Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, che fornisce sempre moltissime informazioni interessanti su quello che succede dal punto di vista climatico, meteorologico sul territorio e salutandoci ci ha detto che un esempio su tutti, a Bassano la minima di questa notte è stata di 27 gradi, immaginiamo che come è andata a Bassano sia andata in molte altre zone del Veneto, fra poco arriveranno i dati dell'ARPAV che vedremo anche assieme, 27 gradi di minima notturna vuol dire una situazione davvero complicata, anche perché l'escursione termica da 34 a 35 a 27 è davvero minima e questo provoca tutte le conseguenze del caso anche per insomma, la vivibilità, non solo la salute ma proprio lo stato anche d'animo di chi sta attraversando momenti complicati. Allora andiamo avanti con il caldo, non parliamo però di difficoltà per chi non ama queste temperature, parliamo di allerta roghi per i pompieri. È uno stato di grave pericolosità, significa per incendi anche nel nostro territorio, significa che i destinatari
hanno una sorta di allerta che serve per cominciare a mettere in atto tutti i dispositivi che poi ci permetteranno, nel momento in cui la grave pericolosità dovesse diventare un'allerta vera e propria o addirittura un allarme o uno stato d'emergenza, per poi attivare tutte le procedure necessarie. Il bollettino è stato diramato poco prima di mezzogiorno e arriva nelle ore in cui anche il Veneto sta facendo i conti con l'anticiclone Lucifero. La direzione della Protezione Civile della Regione del Veneto ha dichiarato quindi lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio della regione che si trovano nelle province di Padova, Rovigo, Venezia, Verona e Vicenza. Nel veneziano particolare attenzione a Pellestrina e le pinete come quella di Eraclea. Allerta ma non allarme, come chiariscono i vigili del fuoco della centrale operativa del comando provinciale di Venezia. Accanto a noi, proprio nella sala adiacente, c'è una sala che chiamiamo sala emergenze, che è quella che apriamo nel momento in cui il numero di telefonate diventa eccessivo da gestire e quindi si rende necessario dividere i flussi tra emergenze, tra ricezione della telefonata e gestione delle squadre. La sala in questo momento è chiusa, emergenze non ne abbiamo. L'emergenza, quella vera, ora è fuori regione, in Calabria soprattutto, dove si trovano ben 41 vigili del fuoco partiti da tutti i distaccamenti del Veneto. La colonna mobile Veneto è stata indirizzata in Calabria, nelle province di Crotone inizialmente e successivamente un secondo contingente nelle province di Catanzaro e di Reggio. Il grosso del nostro contingente è dalle parti dell'Aspromonte. Ci dicono che stanno lavorando in coordinamento con altre colonne mobili che provengono dalla regione toscana. Ferragosto di massimo impegno dunque per i pompieri veneti, pronti a intervenire in caso di necessità anche sulle arterie stradali della regione, a loro volta monitorate 24 ore su 24. Ricordiamo a tale proposito che la Protezione Civile regionale ha emanato un'allerta di pericolosità proprio per gli incendi boschivi. Come abbiamo sentito ci sono dei divieti molto chiari di accessione di fuochi a meno di 100 metri dalle aree boscate o comunque boschive di gran parte della regione. Questo va detto soprattutto per chi magari fra oggi e domani ha intenzione di farsi una scampagnata, una gita anche in montagna, e le aree attrezzate per accendere fuochi, per fare un barbecue all'aperto ci sono tutte. L'attenzione in questi momenti deve essere massima perché con l'assenza di precipitazioni il secco, il cosiddetto secco, quindi le ramaglie, gli alberi, anche il sottobosco è facilmente aggredibile dagli incendi. Insomma, se possiamo evitare problemi per i vigili del fuoco, per tutti quanti in questo fine settimana, è meglio per tutti. Cambiamo adesso argomento, passiamo dal caldo, anche se poi ci torneremo se arriveranno i dati freschi dell'ARPA che non sono ancora arrivati. Passiamo al fine settimana di controlli perché il Viminale ha emanato una circolare molto chiara nella quale sembrava quasi una risposta a quello che è successo nel primo fine settimana di Green Pass, dove i controlli insomma non sono stati così ficcanti, così intensi come si poteva pensare. È stato un fine settimana di transizione. Pare invece che per questi giorni non ci saranno allentamenti sulla stretta. Sentiamo. Green Pass e Movida Bassanese dovranno trovare il modo di andare d'accordo, come peraltro accade puntualmente ormai da qualche tempo, da Angarano e dal Ponte Vecchio alle piazze. Saranno inaspriti in occasione del lungo e caldo weekend di Ferragosto i controlli su Green Pass e assembramenti, come da indicazioni emerse all'interno di un summit tra istituzioni e forze dell'ordine tenutosi a Vicenza nei giorni scorsi, proprio in vista dell'imminente festività. In prefettura si è tenuto infatti un tavolo tecnico per valutare in che modo procedere con i controlli. Questo confronto punta sì a movimenti turistici del fine settimana, ma anche e soprattutto alla ripresa delle attività dopo la parentesi ferragostana. Attenzione quindi al corretto utilizzo del Green Pass, come richiesto formalmente dal Viminale. La stretta a livello nazionale va a innestarsi sulla gestione della movida cittadina da parte delle forze dell'ordine bassanesi, che in più occasioni, dalla data della riapertura dei locali, si sono trovate a fronteggiare situazioni complicate, assembramenti, atti di vandalismo e qualche addio al celibato un po' troppo sopra le righe. Questo per quanto riguarda Bassano, che comunque sì, città importante ma piccola rispetto ai capoluoghi di provincia come Padova. Padova che ha una vita serale e notturna decisamente intensa, sarà sottoposta, soprattutto il centro storico, a controlli a campione.
Controlli a campione delle forze dell'ordine e della polizia locale nei bar e dei ristoranti di Padova per accertare che venga richiesto dagli esercenti il Green Pass ai clienti che si siedono all'interno dei locali. Controlli rafforzati anche in vista del Ferragosto che ha portato molti turisti in città. Queste le misure adottate ieri dopo il consueto comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica che ogni settimana tratta i temi più importanti per la città. Nell'ultima riunione il prefetto Raffaele Grassi ha deciso di porre l'attenzione sui controlli nei locali che verranno scelti a campione oppure a chiamata. Per quanto riguarda gli esercenti, ha detto il prefetto, dovranno controllare le credenziali degli avventori. L'obbligo riguarda il Green Pass facilmente riscontrabile attraverso l'app C19. È comunque facoltà degli esercenti procedere all'identificazione dei clienti, ha spiegato inoltre il prefetto. Il comune sta mettendo a punto un piano di controlli per Ferragosto. Non ci saranno i fuochi in Prato della Valle, ma eventi diffusi in città, nelle piazze, che vanno monitorati, anche se si spera nel buon senso della gente. Intanto scattano le prime multe per il mancato Green Pass. La polizia è intervenuta in un bar della stazione, chiamata dal titolare del locale, importunato e minacciato da un tunisino che si rifiutava di esibire il passaporto vaccinale. Lo straniero aveva anche un coltello, è stato denunciato e trasferito al centro per il rimpatrio di Gradisca di Sonzo. Notizia di servizio, quindi, per quanti lo chiedono anche con messaggi alle nostre redazioni in questi momenti, non ci saranno i fuochi di Ferragosto in Prato della Valle, come accadeva ogni anno. Non ci ricordiamo in questo momento se a causa del Covid siano stati fatti l'anno scorso o meno. Comunque, insomma, la pandemia sta cambiando molte dinamiche, molti appuntamenti anche storici. Chiudiamo questa parentesi sui controlli per quanto riguarda la movida, il tempo libero in questi giorni di Ferragosto, con quello che succederà a Vicenza. Stretta di Ferragosto sui controlli al Green Pass, annunciata dal Viminale e recepita a livello locale. Ieri il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Vicenza, convocato dal prefetto, si è riunito proprio per annunciare come si articoleranno quelli che saranno controlli sui controlli effettuati a campione su bar, ristoranti, piscine, musei e altri luoghi in cui va esibito il Green Pass, dove in caso di violazioni scatteranno multe salate. Stiamo valutando quali siano gli strumenti di controllo e a chi competano soprattutto. È chiaro che devono competere essenzialmente alle forze di polizia, questo è un'evidente necessità. Stiamo lavorando al tavolo per capire come muoverci nelle prossime settimane in vista di una ripartenza. Un giro di vite rispetto alla linea morbida che a Vicenza avrà una duplice finalità, visto che la polizia locale dovrà verificare anche il rispetto dell'ordinanza che vieta di consumare alcolici fuori da bar o plateatici in centro storico. E noi stiamo organizzando comunque i controlli, i servizi con la nostra polizia locale, questo a prescindere poi dal Green Pass, perché noi abbiamo un'ordinanza che stabilisce chiaramente il consumo delle bevande seduti ai tavoli per dare un ordine alle situazioni nei vari punti del centro storico, dei quartieri dove c'è la movida, e quindi lavoreremo soprattutto sui controlli di quell'ordinanza. Resta vivo il rinnovo alla vaccinazione e l'utilizzo del Green Pass come strumento utile a contrastare il virus. Il Green Pass non deve essere usato come strumento di repressione, ma deve essere anche un'occasione da un punto di vista organizzativo. Dall'altra va detto che non faremo controlli nel senso di stare addosso ai cittadini, perché non vogliamo far vivere questa situazione come un'angoscia, ma deve essere semplicemente il rispetto delle regole. Da Vicenza a Vicenza, perché c'è la nostra Gabriella Basso che ci aspetta in collegamento Skype. Gabriella, hai sentito, abbiamo parlato di stretta sui controlli per quanto riguarda la movida, il tempo libero in questo fine settimana. La pubblicità incombe, ma prima di andare in pubblicità ti chiedo che aria tira questa mattina a Vicenza. Allora, ti faccio un'anticipazione prima della pubblicità. Intanto ci sono stati i controlli da parte della polizia locale, ti dirò dopo quanti, e poi parliamo di sabato di Ferragosto, perché la città è tutt'altro che deserta. Vediamo alle tue spalle comunque che c'è un certo passaggio. Ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi, avevamo detto che Vicenza ha cambiato le proprie dinamiche ferragostane, è passata dalla classica città che si svuotava in questi giorni a una città viva e vivace. Effettivamente è un vedere un po' diverso dal solito quello che c'è alle tue spalle. Allora, noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, chiediamo a Gabriella di aspettarci qui, fra un minuto torniamo e parliamo delle notizie da Vicenza. State con noi.
pubblicità. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo ancora collegata qui con noi Gabriella Basso da Vicenza. Gabriella, allora, avevamo annunciato prima della pubblicità le prime multe, i primi controlli. Com'è andata? Allora, la Polizia Locale ieri sera ha eseguito 18 controlli locali del centro storico di Vicenza, non ci sono state multe per questi locali, quindi come diceva il servizio precedente, in realtà la linea per quanto riguarda la Polizia Locale è una linea morbida, fondamentalmente come ha sempre fatto il sindaco di Vicenza, è una linea per cui mette un po' in guardia, diciamo, sia i locali come i cittadini prima di arrivare effettivamente a una sanzione, però i controlli ci sono stati, ecco. Controlli invece da parte dei carabinieri sono stati fatti nella notte tra le 22 e le 4, un servizio di controllo del territorio con tutte quante le compagnie del territorio al lavoro per un controllo di prevenzione proprio per questo fine settimana di Ferragosto, controllati i principali casali autostradali, gli snodi viari, c'è stato un arresto e 4 denunce, questo per quanto riguarda la cronaca della città. E poi parliamo di Ferragosto perché la città, come ti dicevo, è viva, c'è tanta gente che come un sabato normale, non un sabato di Ferragosto. Molti hanno deciso di rimanere in città o comunque magari al massimo di fare una gita fuori porta, tanti ci hanno confidato che è una scelta anche per una questione non solo tanto di Covid o di Green Pass ma proprio anche economica, non ci sono così tanti soldi da poter anche andare in vacanza. Gabriella, noi abbiamo anche delle informazioni che ci arrivano dall'ARPAV che ci dicono che per esempio ieri Vicenza ha inanellato un 35 gradi e mezzo, 36 addirittura a Barbarano Vicentino, 36,3 a Chiampo, quindi la zona della provincia di Vicenza, 35, vabbè, Grumolo delle Abbadesse è già Montegalda, 35,4, quindi insomma un periodo davvero bollente. Hai alle tue spalle qualche termometro? Guarda, vedo che ti guardi attorno. Immaginiamo, così facciamo vedere in diretta ai nostri telespettatori quanto caldo fa effettivamente a Vicenza. Guarda, in questo momento io ti posso confermare che fa caldo, è un caldo umido, stiamo aspettando che si possa vedere quelli che sono i gradi, sai che c'è la classica croce verde, no? Che oltre a dare il luogo, la data, le aperture delle farmacie, ci dà 38 gradi, mi dicono i colleghi che sono qui con me. Ecco. Esatto, tieni presente che comunque bisogna vedere dove è posizionato, se è al sole, tante cose, insomma, diciamo che bisogna forse un attimo calibrare questo dato. Di fatto fa sicuramente caldo e anche un caldo umido. Però vediamo che insomma il caldo non sta sconsigliando i cittadini e i turisti da farsi un giro a Vicenza, che resta una città davvero bellissima anche con queste temperature. Infatti ti confermo che ci sono tantissimi turisti che comunque vanno a musei, sono tutti negozi aperti a Vicenza. Pochissimi quelli che sono in ferie, almeno per quanto riguarda il centro storico ovviamente, e tanti sono venuti anche a fare shopping proprio, hanno approfittato della giornata. Molto bene, allora Gabriella, noi ti ringraziamo per questo collegamento molto interessante. Quello che abbiamo detto adesso lo vediamo approfondito e tutte le notizie naturalmente della giornata nel TG Vicenza di questa sera e vi auguriamo un po' buon lavoro, un po' naturalmente accaldato, perché immaginiamo che correre avanti e indietro per Vicenza con la giornata come c'è oggi, con telecamere, microfoni e tutto quanto, possa essere un po' scomodo, però insomma è il nostro lavoro di informare le persone e lo faremo anche oggi. Grazie, buon lavoro, buona giornata. Buon lavoro a voi. Noi torniamo in studio, parliamo di Ferragosto però da un altro punto di vista, ovvero quello dei tamponi, perché c'è un effetto Ferragosto sia sui tamponi che anche sui vaccini in alcune zone, come dicevamo poco fa. A Vicenza ad esempio si è visto un notevole calo.
E adesso le file sono controllate, insomma c'è qualche persona in più rispetto a lunedì e martedì, però comunque è tutto molto molto gestibile e soprattutto vengono a fare il tampone le persone che realmente hanno un motivo per farlo, quindi possono essere sintomatici, possono essere persone che hanno avuto contatti, possono essere anche persone che devono partire. Devo viaggiare, devo tornare negli Stati Uniti e quindi mi hanno richiesto il tampone anche se sono vaccinata. Avevo prenotato no, però vedo che i tempi sono abbastanza rapidi. L'introduzione del nuovo piano di sanità che prevede il pagamento del tampone per motivi di viaggio, di lavoro, motivi personali o chi necessita di Green Pass per partecipare ad eventi ricreativi ha riportato la situazione nei ranghi e contenuto l'effetto Green Pass obbligatorio che lo scorso weekend aveva portato al raddoppio del numero dei tamponi eseguiti nel punto tamponi di Torri di Quartesolo. Adesso viaggiamo sull'ordine di più di 500-600 tamponi invece dei 1000 della settimana scorsa, poi vediamo come andrà sabato e domenica. Intanto si procede sul fronte vaccinazione, specie rivolta ai giovani, in vista della ripresa dell'anno scolastico, con l'accesso diretto ai 12-25 anni, dove l'ULSS Otto Berica schiera da lunedì 16 agosto in entrambi i centri di Torri di Quartesolo e di Montecchio Maggiore 15 postazioni. Stamattina siamo partiti bene, nel senso che c'è una buona affluenza. E oggi avevamo 2000 posti liberi per le vaccinazioni, non erano completamente riempiti ma per una buonissima parte, però vediamo già degli accessi liberi stamattina di ragazzi che stanno venendo a vaccinarsi. Vado all'università, ma l'ho fatto soprattutto perché per un dovere morale. Allora, avevamo Vicenza in collegamento pochi istanti fa, adesso abbiamo i nostri colleghi della redazione padovana, abbiamo Luisa Bertini che con Federico Cibotto sono in un posto, ci sembra, un po' più fresco rispetto a quello in cui abbiamo visto Gabriella Basso pochi minuti fa. Buongiorno Luisa, abbiamo giusto 30 secondi prima della pubblicità, però un'anticipazione su dove siete e di cosa parliamo, possiamo subito darla. Sì, buongiorno a te. In realtà sembra fresco perché siamo sotto un albero, però diciamo qui nei dintorni, noi siamo a Torreglia adesso, a Galzignano ieri è stato registrato il picco di caldo più alto di tutta la regione, quindi freschi fino a un certo punto. Appena dopo la pubblicità ti parlerò dell'andamento delle prenotazioni, quindi qui a Torreglia c'è un vero e proprio boom per Ferragosto e del cambiamento della tipologia del turismo. Molto bene, allora intanto chiediamo ai nostri colleghi di restarsene lì all'ombra di quell'albero giusto per un minuto, chiediamo a voi di portare pazienza perché facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Torniamo tra pochissimo, state con noi. Buongiorno, bentornati al Focus TG, siamo anche oggi in diretta in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto, come abbiamo detto, sta passando un'ondata di caldo davvero molto intensa. Il record, naturalmente per quanto riguarda l'ARPAV, quindi con le strumentazioni ufficiali dell'Agenzia regionale per l'ambiente, è stato localizzato per la giornata di ieri a Galzignano, dove c'erano 38 gradi nella stazione di Cademia, che insomma è abbastanza nota per questi picchi davvero importanti. Sul posto, non a Galzignano, ma nei pressi, nella cosiddetta Food Valley padovana, ovvero Torreglia, ci sono Luisa Bertini e Federico Cibotto che ci raccontano come sta andando questo pre-Ferragosto sui Coliugani. Buongiorno Luisa di nuovo. Sì, buongiorno, un pre-Ferragosto come anticipavi che è contraddistinto dal caldo, tanto più che è stata diramata l'allerta arancione per Padova e provincia con il picco previsto oggi di temperature che sfioreranno i 36 gradi. Adesso ci troviamo a Torreglia perché insieme ai ristoratori delle tavole tauriliane, che sono 12 ristoratori di Torreglia, abbiamo fatto un po' il punto della situazione sulle prenotazioni per il Ferragosto e ci dicono che in realtà sarà un pienone, quindi un boom forse inaspettato anche per i motivi Covid. Cambia la tipologia del turismo perché gli anni pre-Covid era contraddistinta da turisti olandesi piuttosto che austriaci e tedeschi, che invece quest'anno si sono fatti vedere poco anche in virtù delle restrizioni e in virtù anche dell'obbligatorietà da parte dei turisti tedeschi a doversi fare il tampone per il rientro, quindi in realtà anche hanno scontato molte disdette da questo punto di vista. Turismo straniero che però è stato compensato dal turismo locale.
infatti tra oggi e domani i ristoranti diciamo sono pieni, hanno fatto il tutto esaurito. Per quanto riguarda il Green Pass abbiamo fatto anche un bilancio di questa prima settimana di rodaggio sul Green Pass e ci dicono che hanno notato che mentre gli altri anni la richiesta era quella di pranzare o di cenare anche all'interno, vista l'aria condizionata, quest'anno diciamo, è andata scemando questo tipo di richiesta in virtù dei posti a sedere all'esterno. Quindi abbiamo fatto un bilancio anche su questo. Poi sicuramente tratteremo il tema del caldo, che oggi è un po' il tema del giorno. Ringraziamo per questo collegamento e non vediamo l'ora la settimana prossima di capire come sarà andata, già stasera lo vediamo nei TG delle nostre emittenti, ma all'inizio della settimana prossima un po' un riassunto di come sarà andato questo Ferragosto, che ci sembra stia cambiando davvero in tutto il Veneto. C'è molto più mordi e fuggi a zone che storicamente erano dedicate al turismo un po' più a lunga permanenza, come l'altopiano di 7 comuni, invece destinato adesso a gite quotidiane, gite in giornata da parte delle famiglie. Quindi il turismo sta cambiando, il Veneto, che del turismo fa una bandiera, insomma si troverà a dover cambiare le carte in tavola ancora una volta, ma non pensiamo che sarà un problema. Luisa, noi vi ringraziamo per questo collegamento, vi lasciamo andare perché sappiamo che insomma c'è parecchio da raccogliere e vi auguriamo un buon lavoro, una buona giornata. Noi ringraziamo i nostri colleghi. Da collegamento a contributo andiamo a Venezia, perché c'è il nostro Filippo Fois che ci racconta un risvolto un po' particolare di un fatto avvenuto in questi giorni. Buongiorno da Venezia, la città è ancora sotto shock per la notizia dell'improvvisa scomparsa di Gino Strada. Il fondatore di Emergency aveva un rapporto privilegiato con la città di Venezia, una sede di Emergency si trova a Marghera, lo stesso Gino Strada abitava a Venezia e la persona che vedete al mio fianco, Carlo Campana, è il responsabile della sede di Emergency per Marghera. Buongiorno Campana. Sì, io, buongiorno, per la precisione sono il coordinatore dei volontari di Emergency di Venezia e Mestre. Campana, lei quando ha saputo la notizia? Beh, io l'ho saputa come tutti, ieri verso metà giornata mi hanno mandato un WhatsApp e poi telefonate con le sedi, con gli altri volontari, con gli operatori e con le persone che addirittura è stato molto commovente una telefonata di un medico, di un ortopedico da Madrid. Io ci sono rimasto e questo mi ha detto con la voce rotta che voleva appunto esprimere la propria solidarietà e la solidarietà dei medici spagnoli a Emergency. Lui aveva fatto dei corsi con Emergency ed aveva anche operato con l'associazione. E poi però non ho capito il resto perché si è messo a piangere e mi ha salutato. Ecco. Per quei pochi che non sapessero che cos'è Emergency, ce lo può spiegare lei in 2 parole? Devo dire che non sono pochissimi quelli che non sanno cos'è Emergency, purtroppo dal mio punto di vista, però Emergency è un'associazione nata nel 1994 a Milano, fondata appunto da Gino Strada e dalla moglie Teresa Sarti, che è morta tra l'altro una figura enorme come il marito, che era presidente di Emergency e che è morta nel 2009. Assieme ad amici hanno fondato questa associazione per la cura e la riabilitazione delle vittime civili di guerra e delle mine antiuomo. Con 3 precisi principi che noi ci trasciniamo dietro e che abbiamo fatto nostri, e cioè dare una sanità in qualunque luogo in cui di questo ci sia bisogno, che sia assolutamente gratuita, che non abbia nessuna discriminazione di nessun tipo, religioso, sociale, politico, economico, di colore, di nessun tipo, e che sia di eccellenza, cioè che sia come noi vorremmo essere curati o come vorremmo fossero curati i nostri cari, perché noi siamo convinti che chiunque, anche nei paesi più poveri, abbia diritto non a medicinali scaduti, a macchine usate, magari riadattate, a cose del genere, ma a una sanità che sia uguale il più possibile a quella che abbiamo noi.
È un'impresa enorme quella che è stata condotta, credo che Emergency sia attivo in almeno 16 nazioni, alcune delle quali stanno vivendo in 7, è stata in 19 nazioni, alcune di queste vivono delle situazioni allucinanti, ovviamente molto difficili, e qualcuno potrebbe chiedersi ma com'è possibile che si riesca a mettere in piedi un servizio così di eccellenza in condizioni così difficili e soprattutto in base al volontariato. Intanto è da dire che noi facciamo un'altra grossa distinzione, una grossa sottolineatura che spesso altri non fanno, devo dire. Cioè i nostri operatori sia all'estero che in Italia, soprattutto all'estero, non sono volontari, sono operatori, sono professionisti, sono medici, logisti, cioè amministratori e cose del genere, sono architetti, sono infermieri, persone che hanno un contratto da rispettare, e questo è molto importante perché in qualche modo li condiziona appunto a lavorare in un certo modo con determinate regole. Altra cosa siamo noi volontari in Italia e in giro per il mondo, ed è possibile farlo perché innanzitutto Emergency parla con le parti in conflitto, per esempio, parla con i governi quando non sono i governi stessi a chiedere aiuto a Emergency perché vedono magari che da un'altra parte è stato costruito un ospedale di un certo tipo. Faccio un esempio: l'Uganda, dove è stato appena aperto l'enorme e bellissimo centro pediatrico che è stato progettato dallo studio di Renzo Piano, ovviamente gratuitamente, è stato costruito anche perché i ministri ugandesi avevano visto il centro cardiochirurgico che è attivo ormai da una decina d'anni a Khartoum in Sudan, e anche grazie a questo sono stati spinti a darsi da fare per far costruire questo centro, e anche loro, come il governo ugandese, si sono impegnati a pagare una parte delle spese di gestione dell'ospedale. Ecco, per noi anche questo è molto importante. Non dimentichiamoci che fino a qualche tempo fa, adesso è nella confusione più assoluta, ma anche il Sudan era un cosiddetto Stato canaglia. Ecco, per noi anche il fatto che uno Stato, invece di comprare cannoni, invece di arricchire i propri possidenti, invece di fare le guerre, destini una parte dei propri soldi a curare la propria popolazione, per noi è una cosa fondamentale, importantissima, ed è soprattutto un esempio per queste popolazioni, per questi governi e anche per noi, che certe cose si possono fare a casa loro, ma a casa loro davvero, non come artatamente e fraudolentemente ci dice qualcun altro qui in Italia. Parliamo del rapporto di Gino Strada con la città di Venezia. Com'è nato? Lei l'ha anche accompagnato perché Gino Strada era cittadino proprio del comune di Venezia, residente a Venezia. Sì, Gino e Teresa sono venuti a Venezia nel 2007 ad abitare in una casa a Canareggio, una casa in affitto, e niente, ci sono venuti perché a Venezia, come in molti altri casi, come è successo a molte altre persone, a molti altri personaggi nel corso della storia, hanno trovato un ambiente accogliente, oltre ovviamente, facile dire, alla città e a quello che offre a livello estetico e di vita, soprattutto quando è possibile viverci in maniera umana. Faccio solo un esempio riguardo a questo, e anche che però ci dimostra come erano le persone. Una cosa che mi rimarrà sempre in mente è lo stupore che provavano nei primi giorni andando in giro per Venezia e venendo ad ogni momento fermati dalla gente che li fermava a chiacchierare, gli diceva vieni a bere un'ombra, cose di questo tipo, come fossero veramente degli amici. E questo li stupiva molto, e io dicevo ma vi rendete conto di chi siete, di cosa rappresentate? Ma loro neanche se ne rendevano conto. Ecco, questo è molto, molto significativo secondo me. Anche di Venezia, se vogliamo, perché forse a Milano magari l'atmosfera è un pochino diversa. Lei tra l'altro prima ci ha tenuto a precisare che Gino Strada era in affitto, anche perché ogni tanto si leggono delle cose come si sono arricchiti facendo determinate attività, invece non è vero. Ma Gino Strada, come molti sanno, in origine lavorava negli Stati Uniti, ha lavorato negli Stati Uniti, ha lavorato in Sudafrica con Barnard, cioè
non è che... Ricordiamo che era Bernard perché è un chirurgo di fare... Il primo trapiantatore di cuore, diciamo così. Cioè non era uno che aveva bisogno, che avrebbe avuto bisogno per arricchirsi di fare grande fatica. Era un chirurgo ben piazzato, bravo ovviamente, bravissimo, e che avrebbe avuto sicuramente la possibilità di una carriera ricca, prestigiosa e di grande fama. Scelse invece appunto di fondare Emergency e sicuramente di non arricchirsi. Appunto. Perché la casa, diceva, in affitto, non è un palazzo sul Canal Grande. No, è su un canale, ma sul canale degli Ormesini, quindi nella periferia, nella bella periferia di Venezia, ecco. E a Marghera c'è un centro Emergency. Che attività svolge questo centro? Perché grazie al cielo non siamo una zona di guerra qui, però comunque problemi ce ne sono lo stesso. A Marghera c'è uno dei poliambulatori che sono stati aperti in Italia, soprattutto al sud, e che sono una delle attività che vengono svolte in Italia da Emergency. E nel poliambulatorio ci sono appunto vari ambulatori e c'è in particolare anche un servizio di consulenza e di assistenza legale e non solo per migranti e per le persone, come diciamo noi, in stato di bisogno, che spesso non conoscono i propri diritti. Negli ambulatori viene curata gente di tutti i tipi, vengono curate persone di tutti i tipi, nel senso che l'ambulatorio è stato aperto, ovviamente dico io, in origine per l'accoglienza e il supporto ai migranti. Ma poi ci siamo resi conto e abbiamo visto materialmente che c'erano anche molti italiani che avevano bisogno di cure mediche perché indigenti o ne avevano bisogno. Faccio solo un esempio, molti forse non sanno che appunto un cittadino italiano che perda la residenza per motivi di famiglia, per motivi economici, per qualunque motivo, nel momento in cui perde la residenza perde anche il diritto all'assistenza medica e quindi si ritrova quasi peggio di un migrante, che poi i migranti non conoscano i loro diritti è un altro discorso, ma a livello giuridico c'è questa cosa e quindi anche all'ambulatorio di Emergency ci sono moltissimi italiani che vengono a farsi curare. In particolare le cure più prestate sono quelle per le protesi dentarie e per la vista. Molti si domandano, con la scomparsa di Gino Strada, di una figura così importante, carismatica, forte, quale sarà il futuro di Emergency? Io personalmente sono convinto e ne ho la conferma anche dalle persone che ho sentito in queste 2 mezze giornate, sono convinto che c'è la volontà e ci sarà la capacità di andare avanti e di continuare nel lavoro che si è fatto finora. In Emergency ci sono molti bravissimi operatori, molte bravissime persone che sanno fare il loro lavoro e che già portavano avanti i vari settori, ovviamente c'era anche Gino tra questi, ma sono sicuro e sono anche sicuro che continuerà l'aiuto e il supporto all'associazione. Per esempio abbiamo avuto già offerte sia da istituzioni che da associazioni di spazi, della possibilità di allestire degli spettacoli, delle manifestazioni, delle iniziative, sia per ricordare Gino che per raccogliere dei fondi per Emergency. Ecco, questo per me è fondamentale perché per noi l'essere in mezzo alla gente, tra l'altro, è una delle funzioni di noi volontari normali, tra virgolette, quelli che non sappiamo fare niente del lavoro di Emergency, però cerchiamo appunto di portare avanti le idee e i valori dell'associazione. Sono convinto che sicuramente Emergency continuerà nel proprio lavoro sempre meglio, spero. Credo che è un augurio al quale possiamo legittimamente unirci anche noi. Noi ringraziamo Carlo Campana, naturalmente un in bocca al lupo per tutte le attività e per tutto il lavoro che vi aspetta. Volevo aggiungere qualcos'altro? Sì, no, volevo solo ricordare per me quelli che sono i valori che Gino ci ha trasmesso e che sicuramente io almeno non ho imparato, nel senso che magari però le cose che a me vengono in mente soprattutto, oltre alla sua figura assolutamente superiore
a qualunque discorso personale, diciamo, a qualunque ricordo, eccetera. Le cose che a me più vengono in mente sono il suo rigore assoluto, la sua coerenza, e lo sappiamo, l'abbiamo visto anche a cosa ha portato spesso, e però la sua grande umanità anche, la sua grande simpatia con noi amici anche, e il tutto condito da una intelligenza fuori dal comune, che è sicuramente la cosa più importante. Grazie a voi. Grazie a Campana anche per questo suo ricordo. Noi ringraziamo anche Filippo Fois, il suo ospite, per questa visione decisamente veneziana di un fatto che ha colpito comunque l'Italia, e non solo l'Italia, vista la portata di quel che aveva fatto Gino Strada. Allora, prima di chiudere, noi vi diamo velocissimamente, come si suol dire, i dati dell'emergenza coronavirus. Sono 600 i casi positivi riscontrati nelle ultime ore, per un totale di 445.292 persone positive dall'inizio dell'emergenza. Ci sono 13.286 positivi, che vuol dire meno di ieri, è in calo. Ci sono comunque dei riscontri positivi, ma il numero complessivo di positivi è in calo. La sanità sta reggendo, perché ci sono 175 persone ricoverate in area non critica, 31 in terapia intensiva. Non cambia niente, fortunatamente, per quanto riguarda gli ospedali, e nemmeno per quanto riguarda i decessi. Non viene segnalato nessun decesso. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi, vi auguriamo una buona giornata. Ci vediamo questa sera con i TG Bassano e TG Vicenza.